Alle mie spalle è il lago di Santa Croce, qui vengono a rifornirsi i Canadair dei Vigili del Fuoco che da ieri sono impegnati nel cercare di spegnere il vasto incendio boschivo che ha coinvolto le zone montuose sopra l'abitato di Fortogna. Oltre ai mezzi aerei dei Vigili del Fuoco sono presenti anche diverse squadre a terra che stanno preservando il centro abitato e le case che sono a ridosso delle fiamme. E praticamente vedo questo fumo un po' così, che è strano, non è una nuvola, no? Perché il cielo era completamente sereno. E ho detto, ma chissà cos'è. E sono andato fino a Ponte nelle Alpi. Andando a Ponte nelle Alpi poi un amico mi ha scritto, mi ha fatto vedere questa foto presa dalla parte della sinistra Piave. E allora lì, è da là che è cominciato tutto, no? Poi io non mi sono preoccupato più di tanto, a dire la sincera verità. Perché ho detto, vabbè sì, dai, sarà un po' di fuoco, ma poi è diventata una cosa seria. Allora, la situazione è che l'incendio è in fase evolutiva, per oggi abbiamo potuto lavorare molto bene, ovviamente è un tipo di incendio che va affrontato prevalentemente per via aerea, perché qua le pareti sono molto scoscese e quindi sarebbe da un lato molto pericoloso, quasi impossibile perché poi sono verticali, a lavorare con le squadre a terra, e dall'altro dove passa l'incendio libera un sacco di sassi, quindi c'è un piovere di sassi che sarebbe molto pericoloso, per cui stiamo facendo la doppia operazione, aggredire l'incendio con la componente aerea e con le squadre a terra invece proteggere gli abitati o le infrastrutture. Allora, è molto contenuto rispetto alla situazione ovviamente di stanotte, di ieri pomeriggio, non riusciremo, presumo, a chiuderla, anche perché ovviamente la parte aerea, che abbiamo detto essere lo strumento per affrontare in questo contesto questo tipo di incendio, ovviamente quando tra un'ora, 2 ore, quando comincia a scendere, non può più lavorare, ovviamente per questioni di sicurezza anche di volo e degli operatori, quindi noi contiamo di mettere abbastanza sotto controllo e domani mattina riprenderlo e dargli una bella spallata. E poi in realtà per le cause è una faccenda che viene, innanzitutto ci stiamo già ragionando e questo è chiaro, e poi comunque è una cosa che riesci un po' a mettere sul tavolo a cose fatte quando riesci a capire punti di innesco, punti di progressione, insomma, diciamo così, ci sono tutti elementi da mettere insieme che si fa ovviamente ad evento chiuso. Intanto stiamo ovviamente registrando ogni situazione per poi poter ricostruire adeguatamente quelli che devono essere stati gli scenari iniziali e conseguentemente individuare le cause.